Se la corsa alle regionali della Moretti parte con il lungo tour dei comuni del Veneto, l'impegno di Zaia rimane nel segno della continuità, quella del ruolo di amministratore in primis, ma anche nel lungo braccio di ferro con il governo. Ed è proprio contro Roma che il governatore oggi spara da alzo zero. Nel mirino i pesanti tagli che la legge di stabilità prevede ai bilanci delle regioni. A rischio, spiega Zaia, c'è l'efficienza del settore della sanità. Un governo infido e bugiardo, visto e considerato che per mesi ha detto che il sottoscritto creava allarmismo. Poi la verità è un'altra, che oggi abbiamo la notizia, si taglieranno 240 milioni di euro dal bilancio della sanità del Veneto, il che vuol dire che il governo vuole costringere la regione del Veneto ad applicare tasse, cosa che io non farò, però è scandaloso che si taglino 240 milioni di euro dalla sanità. Sembrano ormai definitivamente sbiadite dunque le immagini di Zaia che metteva nelle mani di Renzi la bandiera con il leone di San Marco, ma da Venezia a Roma oggi arriva anche una seconda stoccata ed è il ricorso fatto dalla Regione alla Corte Costituzionale contro le disposizioni dello Sblocca Italia che riguardano le trivellazioni in Alto Adriatico. Trivellazioni che, spiega Zaia, avrebbero gravi ripercussioni ambientali e al contempo l'effetto di spalancare le porte alla colonizzazione petrolifera delle coste venete. Non voglio neanche pensare a un disastro ambientale oppure a quello che sarà il tema della subsidenza, cioè si toglie qualcosa dal sottosuolo e questo vuoto che resta sotto chi lo colma? Cosa accadrà? Se come lecito supporre Renzi terrà a battesimo la campagna elettorale della Moretti, dall'altra appare altrettanto chiara la linea che, da qui al voto, l'attuale governatore ha deciso di adottare. Io voglio fare il governatore fino all'ultimo giorno. Sono pagato per questo, ho scelto questa strada, ho deciso di non fare più il ministro e fare il governatore. Non sarebbe corretto nei confronti di Veneti avere una persona pagata per fare il governatore che va in giro a fare campagna elettorale, a fare comizi.